Assessore, la Regione Veneto interviene innovando gli strumenti di sviluppo per essere competitivi. Sì, siamo alle porte peraltro della nuova programmazione europea, quindi con l'aver appena stabilito quali sono le priorità, le cosiddette smart specialization, appunto, che l'Europa ci chiede, e quindi con un'analisi precisa anche di quello che sono le necessità del territorio da un punto di vista imprenditoriale, economico, occupazionale. Questo con una visione a 360 gradi evidentemente di quello che vogliamo sia oggi e sia domani la nostra regione, il nostro Veneto, la nostra impresa. E quindi con evidentemente i piedi ben piantati per terra, valutando quello che è il grande patrimonio manifatturiero della nostra regione, legato a tradizione, da sempre a grandissima qualità, però con uno sguardo preciso a ciò che riguarda ricerca e innovazione, innovazione di processo, di prodotto, e con appunto anche strumenti da un punto di vista sia finanziario che anche di sostegno assolutamente duttili, flessibili, e che sia anche possibile nel tempo renderli adattabili a quello che sono le esigenze del mercato, quindi in maniera da poterli modificare, da poterli cambiare, così come abbiamo fatto in questi anni tremendi di crisi, in cui con la nostra finanziaria, con Veneto Sviluppo, abbiamo sempre ritagliato, quasi fosse un abito sartoriale, il tipo di sostegno alle imprese a seconda delle esigenze che appunto manifestavano, sia sul credito sia sul finanziamento proprio per le infrastrutture e per gli investimenti.